Questo è il miglior messaggio ai mercati internazionali, alle borse, ai signori dello spread, agli investitori. Questa è l'Italia. Io ho deciso oggi di essere qua perché questa è l'Italia su cui investire, l'Italia del sì, l'Italia del fare, l'Italia del coraggio. Oggi questa opera ci dice che l'Italia non merita una crescita dello 0, se abbiamo coraggio noi torniamo a essere la prima potenza economica d'Europa. È il giorno della Pedemontana. Salvini e Zaia insieme sul palco lanciano la sfida al futuro. Sono felice perché è un'opera, si aprono i primi 7 km, è un simbolo importante, i primi 7 perché entro fine anno apriremo ancora lotti funzionali per finire al 2020, tranne che per la Galleria di Malo che è da 3 anni che è sotto sequestro, per il 2020 chiudere tutta la partita. Un'opera che è cresciuta nel tempo con una viabilità modificata, con interventi che hanno abbassato l'impatto ambientale della Pedemontana, alzandone logicamente i costi. E su questo punto Luca Zaia si toglie non un sassolino, ma un sasso dalla scarpa. Non siamo la banda Bassotti. La lista della spesa c'è tutta, è visibile. Questa infrastruttura nasceva con un nastro d'asfalto sul piano campagna e oggi per il 65%, in virtù delle richieste delle amministrazioni, è una trincea. E non siamo neanche dei criminali che vanno a interrare e a nascondere i rifiuti nottetempo nei cantieri. C'è l'aria frizzante della polemica, un riferimento non casuale all'indagine avviata dal ministro all'ambiente, il pentastellato Sergio Costa, che informando la procura aveva mandato i carabinieri del NOE nei cantieri della Pedemontana per verificare presunti danni ambientali. Scintille non nuove sulle infrastrutture, troppo spesso rallentate se non bloccate, per cui oggi la Lega chiede le dimissioni del ministro grillino Danilo Toninelli. Per quello che ho visto mi è sembrato piuttosto un ministro, diciamo, inadeguato per questo ruolo importantissimo, che non è un ruolo per il Veneto, è un ruolo per l'Italia. Alla fine dell'inaugurazione Salvini e Zaia si fermano a parlare da soli in modo riservato per 3/4 d'ora. Beh, mi ha parlato del tempo. Hanno parlato del tempo, forse meglio di tempi che stanno scadendo, come la pazienza della Lega col Movimento 5 Stelle. Nel colloquio di Salvini e Zaia c'è politica, si fa politica, tutte le strade si dice portano a Roma e la Pedemontana oggi porta proprio lì, a un governo che ha un ieri, ha un oggi, ma non più forse un domani. Sì, è una fase delicata, io non entro nelle dinamiche, sono una lista civica della mia città, però credo che ci sia bisogno di risposte al territorio. Noi abbiamo avuto risposte, io almeno a Vicenza, in termini di sicurezza da parte del ministro Salvini, che è vicino a Vicenza e vicino al Veneto, e quindi credo che tra lui e Luca Zaia da quel vertice può venire sempre fuori qualcosa di molto positivo.